Il soprano coreano Eun Seon-ryu si è aggiudicata l'8ª edizione del concorso internazionale lirico Martinelli Pertile di Montagnana. Nel gremitissimo auditorium della chiesa di San Benedetto, dove si è svolta sabato la finalissima, ha dovuto combattere aspramente con il soprano cinese di Taiwan, Han Hing-zo. Ma sentiamo subito il parere del presidente della giuria, Bruna Baglioni, mezzo soprano che per anni ha illuminato l'Arena di Verona. È stata dura? Durissima, durissima, come ho detto prima già in palcoscenico, quest'anno ci sono delle voci bellissime e quindi abbiamo lottato, anche perché noi dobbiamo tener conto non solo di questa sera ma anche di tutta la settimana, di quello che i ragazzi ci hanno fatto sentire, perché ognuno di loro deve portare 6 arie, quindi è stata dura, però è sempre un piacere, perché ogni anno vengono sempre più ragazzi, vengono sempre voci migliori e questo ci conforta moltissimo. Ci sono 3 ragazzi arrivati in finale, hanno vinto anche dei premi che hanno fatto in master e questo fa onore a Montagnana, insomma. E questo è uno dei, oramai si sa in tutto il mondo, che è uno dei concorsi più belli. In principio la giuria aveva proposto un ex aequo tra i 2 soprano, poi ha virato sulla cantante che meglio aveva interpretato il personaggio della romanza, e questi rispondeva al nome del soprano coreano che aveva vestito alla perfezione le emozioni del Cid di Massenet. Il trasporto e l'intensità emotiva s'erano tradotti nella soave vocalità con cui aveva animato la romanza Pleurez, pleurez, monsieur. Ce lo spiega il critico musicale Giorgio Gualerzi, membro della giuria. Le ultime due voci veramente ragguardevoli, che sa, c'è chi magari preferiva una piuttosto che l'altra. A un certo punto ha prevalso la coreana, che ha una voce molto bella, devo dire, la Ryu, e poi di forte carica espressiva rispetto alla taiwanese, la quale a sua volta ha una voce importante, spinta in alto, per la lusinghiera ha introdotto una cadenza con degli acuti non scritti naturalmente, per dimostrare che lei ci sa fare, in effetti ci sa fare piuttosto bene, insomma. Ma ha prevalso, secondo me tutto sommato giustamente, ha prevalso il fatto espressivo del Pleurez Monsieur dal Cid, che è un'aria stupenda e che la Ryu, devo dire, ha risolto molto bene. Giuria composta anche da Claudio Pugliese, direttore artistico del Teatro Basso di Ascoli Piceno, Nicola Marchesini, controtenore di livello europeo, Leonardo Marzagaglia, compositore e direttore d'orchestra, Alberto Paloscia, direttore artistico del Teatro Goldoni di Livorno, e Cristian Ricci, direttore artistico del Laboratorio Lirico del Veneto. Questi i nomi degli altri finalisti: il baritono italiano Carlo Provenzano, il soprano coreano Ji Hyun-son, il soprano russo Maria Chulkova, vincitrice di una borsa di studio, il soprano albanese Alisa Katrosci, vincitrice di una borsa di studio, il basso italiano Gianluca Lentini, il mezzo soprano turco Ozen Kaleliolu, 4ª classificata, il baritono coreano San Hyun-jo, il soprano italiano Marta Rimbano, il basso coreano Ji Hoon Kim, vincitore del premio del pubblico, il soprano russo Lilia Piven, 3ª classificata, e il baritono argentino Gonzalo Ezequiel Moya, vincitore di una borsa di studio. Un concorso internazionale che lo spazio offerto dall'auditorium della chiesa di San Benedetto gli va sempre più stretto.